L'Europa del touch sbarca sui campi della Palla Ovale di Marca, prima volta in Veneto dall'11 al 16 settembre. Niente placcaggio, ma soltanto dei tocchi, 6 in tutto. 6 giocatori in campo con squadre maschili, femminili e miste. Si gioca su un campo da 50x70, la velocità è altissima. Si hanno i cambi volanti come nell'hockey, quindi quando un giocatore è stanco esce, nel momento in cui esce può entrare il sostituto. 2 tempi da 20 minuti, 3 arbitri che entrano a rotazione per darsi sostegno. Uno sport fatto di tantissima tecnica, tantissima velocità, tantissima occupazione dello spazio e anche tantissimo agonismo. Sarà il comune di Villorba ad ospitare le gare e i quasi 800 atleti degli europei provenienti da 15 nazioni. Un evento sportivo ma anche di promozione turistica. Gli atleti potranno contare su visite guidate, banchetti con le specialità locali, feste, un bagno nella cultura veneta. Significa dare un incremento anche al volano del turismo, far conoscere la nostra realtà con dei ragazzi sportivissimi. Gli eventi sportivi, conti alla mano, danno impulso al turismo che ha già registrato un più 11% di presenze rispetto al 2011 e alla provincia più sportiva d'Italia serve un po' di ottimismo dopo la dipartita del volley e la grande incognita del basket. Riteniamo in questo momento drammatico per la nostra economia, per i nostri concittadini, dare un messaggio di positività.